Ovviamente io questo video lo sto registrando di nuovo, perfetto. Allora, come si sentirà dalla voce, perdonatemi, ma vengo da un raffreddore e purtroppo la mia voce è quella che è. Spero di aver risolto con il microfono, spero che ora si senta bene e non si senta troppo basso. Non so perché ogni tanto OBS mi dà questo problema con il microfono. Metto le mani avanti, io la partita oggi praticamente si può dire che non l'ho vista perché l'ho messa come sottofondo. Questo perché? Perché nonostante io sia il primo a dire che bisogna valorizzare l'impegno in Coppa Italia, perché comunque è un impegno importante che adesso anche solo arrivando in finale senza nemmeno dover vincere il torneo ti dà la possibilità di andarti per esempio a... Mamma mia Caprile che ha preso! Di andarti per esempio a giocare la Supercoppa italiana, che è una competizione che a me non piace, trovo assolutamente insensata, però è una competizione che comunque ti dà la possibilità di vincere un trofeo, anche semplicemente arrivando in finale di Coppa Italia. Quindi perché no? Non ne abbiamo bisogno, nel senso non è quella la nostra priorità. Però provarci non costa nulla. E quindi il motivo per cui me la sono messa come sottofondo è perché, mm, sebbene eh, la partita era ostica, sebbene la competizione è quello che è, eh, non era quella la priorità, c'avevo delle cose da fare. Ecco, parliamoci chiaro, dovevo aggiustare un attimo il computer e quindi me l'ero messa come sottofondo facendo altro, quindi non ho visto bene le prestazioni dei giocatori, non ho visto bene la partita e non ho visto abbastanza da poter sviluppare comunque un pensiero critico sui singoli e sul collettivo. Questo ci tengo a ribadirlo perché non mi esprimerò ovviamente per quanto concerne la partita. Ci sono stati dei dubbi che mi sono sorti quando ho visto la formazione iniziale, però sono stato per esempio contento di aver visto Rodriguez dal primo minuto, così come sono stato contento di aver visto Kiliksoy dal primo minuto. Sono stato molto meno contento di aver visto Pavoletti dal primo minuto, perché visto anche la doppietta, a me non piace, continuo a ribadirlo, però vista anche la doppietta, secondo me avrebbe avuto molto più senso far giocare Pavoletti e Borrelli, scusate. Pavoletti è insensato. Non ha assolutamente senso, io non capisco nemmeno perché giochi. Probabilmente perché gli hanno fatto 2 anni di contratto, questo è il secondo, e quindi tocca pipparselo fino a maggio del 2026, o meglio fino al 30 giugno del 2026, dopodiché entrerà in dirigenza. Io non avevo speranze su questa partita, devo essere sincero, però quando ho visto quel gol di rapina di Esposito, che tra l'altro è... abbiamo un giocatore che da solo riesce a fare reparto. Cioè io ne vorrei veramente 11 in campo di Esposito. Anche se non segna, è, è di un'importanza vitale, vitale, perché ha la visione di gioco di un regista, ma in una posizione del campo così deficitaria per noi che è l'attacco, che è veramente di vitale importanza. Intanto siamo arrivati praticamente al 94esimo. Da quello che ho capito, questa cosa non me la ricordavo. Non ci saranno i tempi supplementari. Si dovrebbe andare diretti ai calci di rigore. Giusto? Fatemi abbassare il volume. Oddio, traballa tutto. Do una botta allo schermo e è vibrato pure la webcam. Immagino si andrà direttamente ai calci di rigore. E ai rigori può succedere di tutto. Quindi io non so. Sinceramente non lo so. Io più guardo questa squadra, più continuo a non capire. Veramente non capisco. Perché è comunque la seconda volta che andiamo a Napoli quest'anno e al girone, cioè la partita della seconda giornata, siamo stati beffati da un gol di Anguissalza nei minuti di recupero
e per poco la sfangavamo, rubando perché il Napoli aveva meritato decisamente, però comunque abbiamo fatto una prestazione solida, molto solida. E oggi comunque siamo riusciti a mantenere soltanto un gol di svantaggio, subendo tra l'altro un gol su un colpo di testa da un attaccante alto 2 metri, che poi non si sa perché non è stato marcato, ma quelli sono dettagli. Intanto stanno facendo rivedere anche il gol di Esposito. Giocatore totale, veramente giocatore totale. E a giudicare dalla disposizione si andrà diretti ai calci di rigore. E qui può succedere veramente di tutto. Veramente, veramente di tutto. E sono molto curioso. Li vedo abbastanza carichi i nostri. Invece quelli del Napoli li vedo un po' più in realtà concentrati. E adesso seguiamo la lotteria dei rigori insieme. Tra l'altro Di Bardo ha giocato 90 minuti interi. E poi non capisco perché nelle formazioni iniziali che fanno vedere a schermo ci stanno le disposizioni dei giocatori del Cagliari che non sono nella maniera più totale quelle reali in campo. Perché Di Pardo era segnato a sinistra, ha giocato tutto il tempo a destra. Obert segnato come centrale, che in realtà giocava come braccetto. Vabbè, allora, vediamo un po' qua come va. Il famoso sorteggio della monetina. Chi comincia? Ok, cominciamo noi. Comunque era da un po' che non finivamo ai rigori in Coppa Italia. Io forse l'ultima partita che mi ricordo, e non so nemmeno se in realtà era quella, era una partita col Palermo, se non erro. Correggetemi se sbaglio. Io mo il quaderno ce l'ho dentro l'armadio, non ho possibilità di andarlo a prendere. Però mi pare fosse la partita con il Palermo. Vediamo un po'. Mi è piaciuto molto come l'hanno buttata all'inizio della partita sul fatto che noi sono 5 volte su 5 che veniamo eliminati agli ottavi di finale, credo, mentre il Napoli sono 4 volte su 5, ovviamente negli ultimi 5 anni, che vengono eliminati agli ottavi di finale. Tra l'altro il primo rigore è battuto da Obert, che non è proprio un rigorista. Infatti, tutta potenza. È rischiato, perché era un po' centrale a mezza altezza. Rischioso. Per il Napoli invece il primo sarà Politano, mi pare di vedere. Sì, Politano. Alzo anche il volume così si sente pure l'audio. Facciamo pure così. Gol di Politano. Comunque che belli i rigori, raga. Bellissimi. Cioè sono una scarica di adrenalina assurda. Devo lasciare in tutto questo la sigaretta, eccola. Borrelli.
che anche lui non è che sia proprio un giocatore dal piede educato. Rincorsa centrale. Invece spiazza Milinkovic Savic. Ma se io dovessi fare tipo, faccio delle prove in live, cioè live, durante il video. Se io tipo faccio così, ho sminchiato tutto. Così non si vede, a posto. Va bene. McTominay disegna e si rimane. Si rimane in una situazione di parità. Oh, già Prati. Fammi sta zitto. Fammi sta zitto che con sto ragazzetto poi. Porello gli porto zella sicuro. Fammi sta zitto. Invece spiazzatissimo Milinkovic Savic. Sì, infatti, completamente immobile. Prati rasoterra. Qui una bella saracca pure ha tirato. All'angolino basso a destra. Vediamo se Lang sbaglierà. Tirala alta, Lang. Se puoi. Tirala alta. L'aveva intuito Caprile. L'aveva intuito. Questo era proprio imparabile. Rigore veramente perfetto questo De Lang. Mattia Felici. Dai Mattia. Sì, è vero. È vero. Ha la faccia molto preoccupata in realtà. Ora tocca a Højlund. Questo è il rigore che dà al Napoli, si è segnato 2 match point, uno sul rigore di Esposito e uno sul quinto e ultimo, probabilmente di Neres. Mancino ma centrale come la rincorsa, si sposta adesso. Rasmus Højlund, Spiazzato. Caprile che ha intuito ma non preso solo quello di Lang, esulta Rasmus Højlund. E ora tutto. In realtà non tutto nei piedi di Esposito, perché se segna toccherà poi al quinto del Napoli. Di diverso su 2 rigori, cioè segnano entrambi o non segnano entrambi, il Napoli va ai quarti. Se dovesse sbagliare il giocatore del Cagliari in automatico non viene battuto l'ultimo rigore, giusto? Se sbaglia Esposito si nel caso in cui. Il telecronista non sa nemmeno come funzionano i rigori, a posto. Contro Vania Milinkovic Savic. Dai Sebba. Va Esposito che lo calcia all'incrocio
all'incrocio dei pali, rigore clamoroso col sorriso beffardo perché sa che potrebbe Bello. non servire. Vabbè, fatemi 22esimo rigore rimettere segnato in carriera, lui che sui 1-1 quinti tanto. non ha proprio problemi, l'anno scorso trascinò Speriamo. l'Empoli eliminando la Fiorentina Speriamo. fino poi alla semifinale col Bologna. Ma adesso non conta più nulla, conta L'ultimo rigore soltanto lo tirerà il tiro di Davide Neres, che ha Neres. preso tutti e 5 del Napoli, non era difficilissimo. Sant'Elia, ti prego. Sant'Elia, ti prego. Ajax va contro Caprile. Sì! Dai! Continuiamo! Si va ad oltranza col brasiliano. Non convintissimo su questo calcio di rigore, non l'ha calciato benissimo, guarda. Bravissimo Caprile. Anche abbastanza centrale. Diciamo non così angolato come quelli precedenti. La disperazione di Oriali e Conte, si va al sesto rigore, adesso indovinarli è più difficile. Hanno sbagliato Felici da una parte. Minchia, il sesto Luperto. L'ex Napoli Luperto contro Madonna mia, madonna mia. nonostante la sua fama e le sue statistiche. Col sinistro Oh, Luperto spiazza oh, Milinkovic-Savic, oh. poi è rimasto fermo. Mica male. A sinistra non c'è andato quasi mai. Mica male. Scelte, il portiere lì prende una decisione. Comunque anche questo rigore calciato bene. Dai Sant'Elia, fai un altro miracolo. Luperto, adesso vediamo chi va nel Napoli. Elmas. Anche lui ha vantaggio con Sì, esatto. Dai, c'è il nome dell'aeroporto de Cagliari, c'è più... Tu devi sbagliare, non è che può... Tu devi. protagonista Caprile con la parata su McTominay e con quella su Neres sul quinto rigore. Si va ad oltranza, ha segnato Luperto, ora tira Elmas. Va Invece no. calcia il rigore alla Sebastiano Esposito. Lui l'ha calciato col piatto, Esposito ovviamente più forte, quasi con l'interno. Totalmente spiazzato Caprile. Elmas, ragazzo dotatissimo tecnicamente, splendida esecuzione, quasi all'incrocio dei pali. Bellissimo. 5 pari dopo 6 rigori. Uno Va pari dopo... nei tempi regolamentari. Il totale è 6 pari. Un video post partita che durerà mezz'ora. Speriamo non finisce tipo Rio Ave Milan, perché se no stiamo qui fino a domani. E il tie break lo firma dopo Bravo, un grande bravo gol. Michel. Milinkovic ha cambiato. Michel Michael, non ho mai capito come si chiama. Non è riuscito a prendere. Ha calciato bene, guarda, è andato calciata sopra la metà della porta, vedi, riesce ad alzarlo, non riesce a Gli ha detto bene, Gli ha detto bene perché se... andare con la mano di Richiamo. Batte Milinkovic subito. Savic come settimo. Prima dei difensori centrali. Calcia Minchia che staracca. una fucilata pazzesca del portiere. Che saracca che ha tirato. Tira secondo me ben oltre i 130 orari. Porco due. Dritto per dritto. Capito? Non ha avuto proprio tempo di reazione. Calciato benissimo, di collo pieno. Una saracca impressionante. Dentro la sua testa aveva preso la decisione. Vai Drissi intanto per noi. Pensa che è veramente difficile avere O deve riuscire a spingere immediatamente, sarà molto complicato. il rischio di lasciarci uno scafoido se ci riesci a mettere la mano. Idrissi, uno dei subentrati col mancino, va Idrissi e spiazza ancora Milinkovic-Savic esattamente come Luperto. Hanno capito che quell'angolo è meno protetto. Diciamo che Anche Felice l'ha tirato lì, era una spiazzata. Sì, effettivamente stiamo a tirare tutti a destra. sulla panchina, perché solitamente il portiere parla con l'allenatore dei portieri per decidere e per sapere dove verrà calciato il rigore eventualmente. Rigore numero 8, Spinazzola. Che parto, regà, che parto. Ti prego. Spiazzato Caprile, gran rigore di
Ha fatto con la mossetta, l'ha totalmente mandato Caprile al bar Fine, vedi, testa con qua alta, mossetta. riesce a percepire il movimento del portiere e apre il piede. Rimasti per il centrale a Napoli. Buongiorno, Bergamo e Ma Van Jesus. anche al Cagliari sono rimasti pochi No, Roberto giocatori. però ha già tirato Sì. il Cagliari, per esempio. Di Pardo. Pardo per il rigore numero 9, poi si arriva a 11 si ricomincia. Va Di Pardo, Bravo Di Pardo. lo cambia anche Milinkovic Savic. Bravissimo Di Pardo che ha capito l'antifona e cambia il lato dove tirare il rigore. Bravo Ale. Esatto, guarda, A parte Obert che l'aveva Bravissimo Ale. non si vede. Però anche questo calciato molto Santeria Caprile, te prego, far miracolo. molta forza. Su Juan Jesus, dai. Jesus. Dai, 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 dai. Juan Jesus è pure ex Roma. Quindi magari potrebbe essere di buon auspicio pure per la prossima partita. Altro mancino, tantissimi mancini hanno calciato. Non mi è sembrato convinto Juan Jesus. Va Juan Jesus, Però segna. spiazza Caprile. Stanno calciando rigori di E tutti. quindi mo il prossimo è Caprile. O riescono a percepire il movimento del portiere o calciano comunque molto bene. Lui lo apre, vedi. Aspetta, apre. Percepisce qui quando calci in quel modo, vuol dire che percepisci il movimento del Mi sa che il portiere. prossimo è Caprile. Riesci a guardare tra il dischetto No, perché c'è Luvumbo. il movimento lo percepisci prima. Luvumbo Zito di professione attaccante calcia per decimo, il che ci dice che non è proprio la sua Non è un rigorista, arte diciamo, esatto. principale. Dai, zito. Sì, sì, per il Napoli, per il Cagliari ha già calciato un difensore, per il Napoli ha già calciato il portiere. Dai, zito. Va Luvumbo, infatti lo sbaglia con Milinkovic Savic che certifica la sua fama, riporta il Napoli in vantaggio dal punto di vista delle opportunità, nel senso che il punteggio è in parità, ma uno tra Buongiorno e Beukema può portare il Napoli ai quarti di finale dopo una sequenza enorme. A sinistra questa volta, vedi, riesce ad anticipare il movimento. Porca troia. E la reazione e l'esultanza di Antonio Conte ci va Alessandro Buongiorno a provare a portare il Napoli ai quarti. Altro mancino. No! Ma non basta. No, così no. Buongiorno perché va ai quarti di finale seppur con una fatica Così no. un intervento di Milinkovic Savic su Zito Luvumbo gli ha bloccato il Così no. errore sulla traversa di Felici, l'errore di Neres con la parata di Caprile. Alla fine il Napoli passa ai quarti di finale con tanta fatica, forse anche troppa, ma comunque tant'è. Ce l'ha fatta la formazione di Antonio Conte questa volta, sfatare il tabù degli ottavi. Così no. La vincente di Fiorentina Como a gennaio, quindi lo saprà Così è bruttissimo. poco dopo ai quarti, a inizio febbraio. Così è veramente bruttissimo. Con Inter Venezia, oltre che il post partita qui con Monica Pertini e tutti i suoi ospiti, ci fermiamo sul rigore di Buongiorno. L'aveva toccata. Grazie, da Riccardo Trevisani. Massimo Paganini. Così è bruttissimo proprio. Peccato. Peccato perché stavamo quasi per riuscire. Ci stavamo quasi. Però così è brutto proprio. Cioè, sarebbero bastati 2 centimetri in più su quel lato. Un braccio ancora più tirato e probabilmente saremmo andati avanti coi rigori. Vabbè. Purtroppo l'ho detto, la lotteria dei rigori è così. O si vince o si perde. Non c'è il pareggio e... È andata a finire così. Però così fa male. Così fa molto male.